dopo la vittoria per 3-2 contro Cornedo siamo in compagnia di Marco Zingaro. Il primo set forse siete partiti un po' contratti, sintomo anche della sconfitta di sabato scorso, ma comunque avete fatto valere il fattore campo. Quali sono state le tue impressioni? Dunque, le impressioni, come al solito, me le riguarderò bene a caldo, così le impressioni sono state di un livello, secondo me, di gioco non altissimo da entrambe le parti, perché quando ci sono questi parziali così lunghi, queste rimonte con punteggi così lontani, è sintomo che il cambio palla funziona male, e quando il cambio palla funziona male in generale vuol dire che il livello di gioco si sta abbassando. Non siamo stati bravi in tutto questo con battute non eccezionali. Devo dire che non siamo stati bravi a stare, perché capita di giocare male, però bisogna saperci giocare in quelle giornate lì, bisogna saper fare delle cose per portare a casa comunque i set, e noi non siamo stati bravi neanche in questo, cioè neanche, come dire, a sguazzare nel fango. Abbiamo provato a dircelo nei time out, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo regalato troppo e alla fine loro sono tornati su, hanno vinto un buon set, è ricominciato il quinto, gran parziale per loro, e poi là siamo rinati, abbiamo fatto delle ottime cose e molto bene, dai, abbiamo portato a casa un bel tie break. Guardando i risultati odierni, anche Bolzano è arrivato al tie break, quindi si può continuare a sognare? Sì, assolutamente. Diciamo che ragionando coi calendari in mano, che è proprio un ragionamento da bar, non da addetto ai lavori, questa giornata ci si aspettava di finirla di nuovo distanti 3 punti, e grazie a Dio siamo ancora distanti, non grazie a Dio, grazie a Casal Serugo, siamo ancora distanti 3 punti, e quindi siamo ancora lì. Adesso sicuramente, presumibilmente, però c'è anche Valsugana, ma già si sapeva, perché se vince a Trieste siamo lì tutti quanti a pari punti, quindi a pari punti noi e Valsugana, con Bolzano a +3. Dopo la pausa infatti incontrerete proprio Valsugana, quali sono le prospettive? Ma le prospettive sarà 2 settimane di lavoro intenso, non si molla niente, non riusciremo ad avere dei riposi, ecco, perché c'è da preparare una partita tosta. Vogliamo provare a iniziare ad andare a giocare fuori casa contro squadre importanti e fare delle buone partite, perché non lo abbiamo ancora fatto. Vogliamo andare a Padova e provare a vincere. Grazie, complimenti. Grazie a voi.